Ben ritrovati su Televideo Agrigento, l'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la regione Sicilia e parte della Calabria meridionale. Siamo tornati con il nostro programma, con Target, che questa stagione, la 2019-2020, è il numero 5, la quinta puntata, in un momento un po' particolare per la Sicilia. Anche noi abbiamo avuto il nostro Hurricane, ovvero, come ho sentito dire in questi giorni, il nostro Medicane, ovvero l'uragano mediterraneo. Certo, l'acqua ci vuole, ma quando ne assai. Però anche ne abbiamo parlato in diverse occasioni. Lo vediamo quotidianamente, il cambio del clima, questo male che stiamo facendo alla nostra terra porta anche a uno stravolgimento di quello che è il clima del Mediterraneo, che dicono si sta un po' tropicizzando, e quindi con questi cambi repentini di temperature e anche di situazioni climatiche. Speriamo insomma che sia soltanto un momento passeggero e che soprattutto abbia fatto pochi danni. In provincia di Agrigento, la zona delicata, un po' di più rispetto agli altri. Insomma, speriamo che anche noi possiamo renderci conto, ma soprattutto chi ci governa, della necessità di dare una frenata e di pensare a questo piccolissimo granello di sabbia nell'immensità dell'universo. Anche in questa occasione, per la nostra puntata di Target, affronteremo e parleremo di argomenti diversi. Comunque spero che siano interessanti e che insomma, sarete con noi per questa ora circa di durata della nostra trasmissione. Passo subito a presentarvi quindi i nostri ospiti e vi accorgerete subito che parleremo di argomenti interessanti. Iniziamo dalla mia sinistra, lui è Aristotele Cuffaro, è il presidente responsabile dell'associazione Nino Martoglio. Con lui parleremo di rassegna cinematografica, del suo premio, della compagnia teatrale, insomma tante cose che il buon Aristotele fa. Proseguiamo con Antonella Danile, è stata nominata presidente del terziario donna di Confcommercio. E poi proseguiamo con un gradito ritorno a Target. Credo che un paio di volte l'anno sei presente, Rosario. Sì. Rosario Marchese Ragona, presidente riconfermato di Confagricoltura ad Agrigento. E poi proseguiamo con due rappresentanti dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Lei è Carmelina Nobile, è diciamo, la responsabile del settore Agrigento, ecco, della zona del territorio di Agrigento. E poi c'è Pietro Benenati, che è responsabile provinciale, anche coordinatore regionale, e so anche uno dei fondatori di questa associazione. E poi il nostro ospite musicale della scuderia dell'Accademia Palladium di Lia Minio, ovvero Salvatore Riggio. Allora, Rosario, dicevo bene, no? L'acqua ci vuole, ma quando ne sta fa danno, no? Avete già fatto una stima di questo Medicane, come lo hanno rinominato i meteorologi? Difficile farla, e devo dire è difficile andare nei posti più danneggiati. Io ieri provavo ad andare a Licata, ma veramente era un'impresa, era anche molto rischiosa. Una conta oggi non c'è, sicuramente troppo presto, troppo presto. Sicuramente abbiamo visto delle immagini terrificanti, l'immagine del centro commerciale, l'immagine di Licata Centro, ma devo dire che io ho visto qualcosa nella piana di Licata, nelle campagne invase dall'acqua, con delle culture sommerse, a parte degli impianti serricoli danneggiati, seriamente danneggiati. Quindi ancora la conta non c'è. Ma noi sappiamo che l'agricoltura è forte, insomma, e gli agricoltori sapranno subito rimettersi in carreggiata. Ci illudiamo di questo. Però dico, è anche vero, dicevi bene tu poc'anzi, c'è una stagione, le stagioni cambiano, dobbiamo fare, l'agricoltore è quello più esposto
poi al bel tempo, all'eccessivo bel tempo e alle tempeste o agli uragani come quelli che sono successi ieri. Non ci sono più stagioni intermedie, il tutto ne va a scapito delle produzioni, della buona qualità dei prodotti e quindi poi che si ripercuotono poi sui mercati, sulle crisi di mercato che per ora sta vivendo il comparto dell'uovo da tavola, per esempio. Riflettiamoci. Bene, conosciamo anche gli altri ospiti, Antonella Danile, del presidente del terziario Donna. Cos'è questo settore di Confcommercio? È il settore di Confcommercio che nasce nel 1980 in tutta Italia. A livello provinciale è abbastanza conosciuto, ma ad Agrigento si è formato solo da circa 2 mesi, quando il nostro presidente provinciale, nonché regionale, il dottore Picarella, Francesco Picarella, mi ha voluto investire di questa nomina, che io ho accolto volentieri, perché il terziario donna in genere è quel settore che si occupa di formare, di informare, di supportare e far crescere tutte le imprese gestite dalle imprenditrici che aderiscono a Confcommercio e anche di portarle avanti per quanto riguarda i finanziamenti e quant'altro. Quindi non solo nell'ambito sociale, di cui adesso vi parlerò, ma anche nell'ambito turistico, nell'ambito del commercio. Tutto quello insomma che è il terziario al femminile. Esatto. Ma voi le cose le fate meglio degli uomini, quindi insomma avete bisogno proprio una piccola spinta detto da un uomo. Avete bisogno della piccola spinta e poi partite da solo. È vero Aristotele, sono più forti di noi le donne, no? Senza ombra di dubbio. Sì. Senza ombra di Sei dubbio. un convinto femminista? Sono costretto ad essere. Esatto. Ce l'ha accanto una donna, non può sbagliare. Associazione Nino Martoglio, una delle belle realtà della provincia di Agrigento. Da quando, Aristotele? Ora sono passati più di 20 anni. Più di 20 anni che abbiamo l'associazione, che operiamo nel territorio non solo provinciale ma anche regionale. Associazione Martoglio vuol dire compagnia teatrale, vuol dire impegno culturale, Sì. C'è un premio, insomma, tante Sì, belle abbiamo iniziative. fondato il premio Martoglio esattamente 18 anni fa. Nel palcoscenico di questo premio abbiamo visto diversi personaggi siciliani, le eccellenze della Sicilia nel mondo dello spettacolo, della cinematografia in genere. Abbiamo avuto il Pippo Baudo, Leo Gullotta, Franco Battiato, l'anno scorso, quest'anno Luigi Locascio, Roy Paci, insomma la migliore espressione dell'arte siciliana calca, grazie ad una giuria altamente qualificata, il palcoscenico di Grotte nel mese di luglio e di agosto. Bene, parleremo delle varie iniziative dell'associazione Nino Martoglio. A proposito di associazione, conosciamo anche l'associazione italiana Familiari Vittime della Strada. Pietro Berenati, dicevi costituita più di 20 anni fa? Sì. 22 anni Il fa. microfono. Allora, 22 anni fa è nata come comitato. Dopo neanche 2 anni l'abbiamo portata, creata come associazione Onlus. Un'associazione che forse nasce per esigenze particolari, insomma, per cose che nessuno vorrebbe raccontare. Le esigenze sono quelli, la stessa intestazione dell'associazione lo dice, familiari e vittime della strada. Io 23 anni fa ho perso una figlia in un incidente stradale a Reggio Emilia. Allora non c'erano le web, c'erano o il telefono fisso a casa, chi ce l'aveva, o i gettoni. Certo. I giornali funzionavano e tramite i giornali, principalmente il lunedì, la domenica, si leggeva tutto quello che succedeva. Queste stragi del sabato sera erano o del fine settimana comunque. Tra l'altro mia figlia è una vittima delle stragi del sabato sera. La macchina la portava l'amica e c'era fretta, anche allora si beveva. Dov'è la differenza tra allora e ora?
nel 97, quando mia figlia ha avuto un incidente, i morti solo in Italia sono stati 9.700, di cui più del 60% giovani. Nel 2018 sono stati 3.300, quindi nell'arco di 20 anni, da 9.008 a 3.003, qualcosa si è fatta. Bene, parleremo dell'impegno della vostra associazione. Conosciamo anche Carmelina Nobile, che credo che il suo impegno sia dovuto anche a un fatto similare, sì, signora Nobile. Esattamente, è lo stesso identico impegno che nasce proprio dai promotori che all'epoca, nel 98, costituirono il comitato e che poi nel 2000 l'associazione diventa organizzazione Onlus. E diciamo che lo spirito è quello che nasce dietro un evento drastico, drammatico, che è come quello di perdere un figlio. Quindi Come oltre nel alla mio caso, solidarietà tra di voi, però anche poi la ricerca e la promozione di migliorare le cose, certo, insomma, di migliorare le leggi, di migliorare tutto quello che... Esattamente, perché proprio dal dolore, da questo tunnel che noi attraversiamo, che nasce il senso, il doveroso impegno per la società, perché ci rendiamo conto appunto che dobbiamo dare la nostra esperienza, il nostro vissuto a chi auguriamo di non intraprendere mai come cammino. Parleremo allora di questo vostro impegno e delle cose che avete organizzato e sono in itinere in organizzazione. Conosciamo anche il nostro ospite musicale, microfono per Salvatore Riggio. Sì. Eri già venuto qui a Target, è vero? Sì, è Salvatore? la seconda volta che vengo a Target. Tu sei un cantante, sì, ma so anche che sei anche un musicista, o comunque stai iniziando questo percorso musicale, sì, no? sì, Giovanissimo. Allora, io ho iniziato a studiare canto sin dall'età di 9 anni. Non studiavo lirica. Ma non tanti anni fa, perché sì, sei giovane, cioè non si vede, forse ho 14 anni. la telecamera lo inganna un po'. Salvatore ha 14 già Sì, compiuti? sì. Sì. Ho iniziato a cantare pop. Dopo 1-3 anni mi è venuta voglia di cantare la lirica, cioè mi sono appassionata alla lirica, così ora frequento il conservatorio e studio nell'Accademia Palladium di Riaminio. Quindi voce e anche Sì. musica, allora. Quale strumento prediligi? Faccio pianoforte complementare. Che vuol dire? Che differenza c'è tra pianoforte normale e complementare? Io studio, Diciamo, sono un po' sì, io ignorante in studio materia, insomma. solfeggio, canto e in questo cammino studio anche il pianoforte. Però insomma per cantare lirica bisogna avere una voce Sì, potente. una voce molto. Cosa dicono i tuoi insegnanti? C'è Gli insomma insegnanti sono questa fieri di base me. iniziale, c'è, sì. Sì, Bene, poi parleremo e approfondiremo ancora sì. della tua passione che insomma andando al conservatorio Sì. diventerà il tuo lavoro, Sì. almeno. Infatti anche per questo 7 giorni fa ho partecipato a un programma televisivo diretto da Biagio De Martino, Biagio De Martino, sì, sì, ecco, sì, mi che ricordo. si chiama Dema Show e sarà in TV verso i primi di gennaio. Bene, parleremo di questa tua bella esperienza e Sì. naturalmente di tutta la strada che hai davanti. Ritorniamo alla nostra agricoltura. Dicevamo, Presidente, siamo troppo esposti al bene e al bello e al cattivo tempo. È una forse delle professioni o comunque delle strade imprenditoriali tra le più difficili, per questo ci vuole più tenacia, no? Ma io credo che un lavoro facile non ci sia. Qualunque lavoro si faccia non è facile. Certo l'imprenditore agricolo, l'agricoltore è più esposto forse alle intemperie, ha più contatto con la natura quotidianamente, quindi ahimè si trova anche a imbattersi in queste situazioni poco piacevoli. La normativa, le leggi vi stanno accanto, vi aiutano, vi invogliano? Senti, assolutamente no, devo dire io, perché c'è una vecchia legge sulle calamità, ma praticamente
che non ha dotazione finanziaria o è molto poca la dotazione finanziaria. E poi credo sia anche un po' farraginosa, no? E Deve poi essere decretato lo praticamente, Stato. infatti c'è un l'iter è passaggio un po'. regionale, la dichiarazione dello stato calamità, poi deve essere riconosciuto dal Ministero, devi avere il 30% di danno su tutte le culture che hai in azienda, quindi se tu immagini che ci sono delle culture che a maggio, a giugno, immagina le albicocche, non ci sono più, tu dovresti avere un danno enorme o quasi il 100% delle culture in questo momento per avere il 30% aziendale, quindi lasciamo poi di perdere fatto è particolarmente Lasciamo farraginoso. perdere il maltempo, che no, non vogliamo parlare di cose belle. Io so insomma, che nell'Agrigentino comunque le imprese agricole nascono, so che ci sono anche diversi giovani che stanno intraprendendo questa. Ci sono tantissimi giovani, ci sono C'è tantissimi, un ritorno alla terra, possiamo ci dirlo? sono tantissimi giovani, ci sono tantissimi professionisti che pur continuando la loro professione continuano e poi stanno investendo nelle aziende agricole, negli agriturismi, perché c'è un ritorno con la natura, al contatto con la natura, forse anche molti di loro alle loro origini, quindi mettendo da parte un attimo la loro professione o affiancando le loro attività professionali comunque importanti, loro dicono per trovare un qualcosa di diverso stanno investendo e lo stanno facendo in maniera eccellente in agriturismi, in coltivazioni, in cantine, nel vino e nell'olio. Abbiamo delle grosse realtà in provincia di Agrigento. L'agricoltura tradizionale con, come dicevi tu, vino, olio, mandorle e ortaggio, oppure si sta iniziando qualcosa di nuovo? Visto, mi dicono che insomma, il microclima della Sicilia si offre veramente a tante belle realtà. Molti stanno scommettendo sui melograni, o c'è un ritorno ai limoni, qualcuno comincia a fare mango. Comunque è un'agricoltura d'eccellenza e anche se fatta con coltivazioni o comunque con prodotti antichi come le mandorle, come il grano, è fatta in maniera professionale, in maniera innovativa, in maniera imprenditoriale, quindi c'è qualcosa di nuovo, c'è un'aria bella che si respira nel comparto agricolo. Ahimè non sono quello che poi ti imbatte, sono la burocrazia che hai quotidianamente negli uffici, i fondi comunitari che non arrivano. Ma che ci sono? C'è sta contraddizione però, Presidente. Questa, cioè i fondi ci Sicilia, sono, ce ne sono tanti, addirittura ci accusano di non spenderli. La Sicilia, bravo, la Sicilia ha uno dei PSR, piani di sviluppo rurale, più importanti del meridione d'Italia. Considera che la Sicilia anche per questa tornata europea è obiettivo 1, quindi sarebbe una grande occasione per dare slancio anche a tante nuove aziende, tanti nuovi giovani. Non sappiamo attingere. Ebbene, uno per tutti, il bando sui giovani imprenditori, ci sono giovani che rischiano di diventare vecchi perché dopo 2 anni che hanno presentato l'istanza di giovane imprenditore ancora siamo alla 4ª graduatoria definitiva, dico la 4ª graduatoria definitiva, non ci eravamo abituati e forse solamente in questi giorni qualche decreto di concessione vedrà luce. Però dico, ma Rosario, a chi lo dobbiamo puntare sto dito accusatore? Ma puntiamocelo tutti, io non voglio trovare colpevoli, però sicuramente la burocrazia, i bandi per come sono stati fatti, sicuramente non agli imprenditori, questo ci tengo a precisarlo perché poi gli imprenditori ci hanno creduto, ci scommettono e vanno avanti anche senza i contributi. In questo caso Confagricoltura che ruolo ha? Ma Confagricoltura ha un ruolo di sostegno prima di tutto alle nostre imprese che si avvicinano, ha il ruolo sindacale di andare nei tavoli tecnici che si svolgono in assessorato alla Presidenza della Regione per provare anche a dare delle soluzioni costruttive. Noi non siamo abituati a fare lotte senza poter dare soluzioni, proviamo a sforzarci a dare anche delle soluzioni, dei consigli all'amministrazione. Per esempio, ultimamente considera che siamo alle porte del 2020, ci sono tante aziende
che sono in attesa di decreti di concessione dopo 2 anni, dopo 3 anni, per innovare le loro aziende, per fare crescere le loro aziende, e nell'amministrazione c'è chi pensa di fare nuovi bandi quando ancora i vecchi, i primi bandi non sono stati esitati. Ecco, la proposta di Confagricoltura è quella: scusate, diamo le risposte prima al tessuto imprenditoriale che da 2 anni, da 3 anni aspetta, e poi se veramente avete dei fondi comunitari, perché ancora non lo abbiamo capito se questi fondi ci sono o li hanno destinati ad altre cose, e allora se avete dei fondi comunitari congrui, provate a immaginare di fare un secondo bando per coloro i quali il primo non lo hanno fatto o aspettano, vorrebbero fare dei progetti un po' più piccoli, però non creando false aspettative, perché sai, alla fine se su 3.000 soggetti che ci hanno scommesso, che hanno speso, perché oggi un progetto è fatto da 1 metro cubo di carte, non ti esagero, e quindi con concessioni, con carte bollate, con dei costi che le aziende in un periodo anche di crisi devono affrontare, e poi su 3.000 domande ne vengono ammesse 600-700, ci può stare, ma hanno soldi solamente per 100 persone. Mi riferisco palesemente al bando della 4.1, che è il bando più importante per la ristrutturazione e per il miglioramento aziendale. Avete soldi solamente per 100 progetti. Andare a immaginare un secondo bando con dei soldi che potrebbero soddisfare altre 100 richieste, e ce ne sono 500, 550 che sono fuori. Battete allora, pugni allora. Al danno c'è la beffa. Abbiamo scritto al Presidente della Regione già nel luglio scorso, abbiamo scritto all'assessore, siamo andati in Commissione Attività Produttive il 3 ottobre dello scorso anno, siamo andati poi in Assemblea regionale, dove devo dire l'Assemblea ha votato una mozione d'ordine proprio in tal senso, nel incrementare la dotazione finanziaria ed eventualmente fare un secondo bando lì dove ci sono i soldi. A oggi, a distanza di 1 anno, non abbiamo visto i risultati. Leggiamo da qualche parte che c'è un rischio di disimpegno di fondi comunitari di 150 milioni di euro. Ci auguriamo che non sia vero, che sia una fake news, come la chiamate giornalisticamente voi, però sarebbe un danno alla nostra economia, perché dico io, e do la parola ai colleghi, vedo no, però sono degli argomenti interessanti veramente che ci coinvolgono. Il danno non è solamente all'imprenditore agricolo tizio che fa il progetto o chi aspetta la provvidenza. Il danno è, la dottoressa Danile me lo consente perché poi alla fine è interessata anche lei, il danno è, immagina, a tutto l'indotto che si viene a creare, perché l'imprenditore agricolo deve andare a fare l'impianto elettrico, per esempio, certo, deve andare a costruire, quindi all'indotto che grava un po' su tutti i settori, non solo sull'agricoltura ma sul commercio, sui trasporti, sul manifatturiero e quant'altro. Quindi ecco perché mi sono rubato qualche minuto in più. Sicuramente Confagricoltura fa il suo quindi lavoro. Ci auguriamo una maggiore sensibilità e uno snellimento della burocrazia. E voi fate un po' la voce più grossa, dai, così magari vi sentono meglio. Bene, Aristotele, dicevamo questa nobile figura di Nino Martoglio, 30 secondi per ricordarlo. Nino Martoglio è stato uno dei più importanti autori di teatro popolare, oltre che il primo cineasta che abbiamo avuto in Sicilia. Operava esattamente nel catanese ed è una figura da ricordare per sempre. Basti pensare che una sua commedia è stata sceneggiata a San Giovanni de Cullato, dove l'attore protagonista è stato proprio il grande Antonio De Curtiz in arte Totò. E forse allora per questo tuo riferimento al Martoglio cinematografico che avete preparato una rassegna cinematografica? Sì, ogni anno noi invitiamo un regista siciliano, siamo alla 6ª edizione e dedichiamo questa rassegna cinematografica alle opere di questo regista. Quest'anno avremo il grande Beppe Cino, proietteremo il giorno 22, giorno 29, 2 film tratti dal romanzo di Gesualdo Bufalino, Maria Venera e Diceria dell'Untore, con attori protagonisti Franco Nero ed altri. E mentre il giorno 6 dicembre, a conclusione della rassegna, proietteremo Miracolo a Palermo con Maria Grazia Cucinotta e avremo l'onore di avere la presenza del regista Beppe Cino, con il quale gli intervenuti ovviamente parleranno e si confronteranno sui contenuti perché una rassegna del cinematografica non è soltanto, insomma,
fare un cineforum, andiamo a vederci il film, No, no? no. E anche discutere sui contenuti, Esattamente, sui temi trattati. Infatti io prediligo organizzare il cosiddetto cinema d'autore, cioè la rassegna dedicata al cinema d'autore, dove lo spettatore può, voglio dire, trarre riflessioni dopo la visione del film. Quindi invito tutti a partecipare a Grotte, al centro polifunzionale San Nicola dedicato alla compianta Stella Castiglione, a visionare questi film, a vedere questi film a partire dalle ore 18, soprattutto il 6 dicembre con la presenza dell'importante regista Beppe Cino, che da Roma scende appositamente a Grotte, in questo piccolo centro della nostra provincia agrigentina. Che cosa può portarci a conoscere di nuovo la presenza diretta di Beppe Cino nella giornata finale? A conoscerci, allora, do un anticipo, Beppe Cino girerà... Qualcosa ce la devi dire sì, Beppe Cino per spronarci, no? Beppe Cino girerà un film proprio qui nella provincia di Agrigento, con una grossa produzione internazionale. E sarà girato tra... Stai svelando un segreto oppure già insomma No, ci sono no. i primi passi già? Ci sono già i primi passi, inizierà a girare... Hai detto inizieremo, quindi vuol dire che qualcosa... Inizierà a girare a settembre, tra luglio ed agosto, tra Racalmuto, perché Beppe Cino è di origini racalmutesi, e Roma, dove lui risiede e vive. Quindi sarà un importante film con importanti attori di calibro internazionale ed è sul filone sempre del cinema d'autore, quindi svelerà giorno 6 dicembre lui esattamente di cosa si tratta. Magari un'inquadratura per Aristotele Cuffaro ci potrebbe pure nascere, no? Perché no? Perché no? lo lasciamo così, con il punto interrogativo. Allora, abbiamo sentito poco fa Salvatore Riggio che, come dicevo, questa sua bella e possente voce. Salvatore, quando hai sentito veramente la necessità di iniziare questo percorso? Perché un po', diciamo, cantanti lo siamo tutti, sì. No? Magari a scuola ci sono le recite, ci sono le cose, insomma... Sì. Soprattutto alle recite, quando la professoressa o la maestra faceva cantare, faceva un piccolo coro, io ero sempre quel ragazzo che aveva la voce sempre un po' più scura. E quindi da quel momento ho capito che io devo studiare lirica, era quello che amavo di più e quindi l'ho fatto. La tua tonalità possiamo definirla tenorile o... Tenorile, tenore, sì, quindi sei già un tenore. Però sai, un tenore a 14 anni... Sì. Ha bisogno di studiare, sì. E questa è la cosa bella che tu hai subito naturalmente supportato dalla tua famiglia, che hai subito fatto, cioè non basta la dote naturale, ci vuole anche la tecnica, lo studio. Giusto. Già il pianoforte, sì, il pianoforte inizi a strimpellarlo, sì. Sì, già lo so suonare un bel po'. Ti coinvolge di più la musica suonata o la musica cantata? La musica cantata è meglio. Per me, sì, per me. Bene, sentiamolo allora, sì, okay. Salvatore, insomma, sei qua, ne approfittiamo per gustare la tua voce. Cosa ci prepari come primo brano? Il mare calmo della sera. Il mare calmo, impegnativo, forte. Sì. Vediamo come ce lo proponi. Questi giorni. Qui al centro del nostro studio, il mare calmo della sera nell'interpretazione di Salvatore Riggio. Non so cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò l'amore mio e se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi
rende stupidi anche i saggi, l'amore, amore mio. Sei dentro l'anima, tu fossi musica, se il sole fosse dentro te, se fossi veramente dentro l'anima mia, allora sì che udire potrei nel mio silenzio il mare calmo della sera. Però quell'immagine di te, così persa nei miei occhi, mi porto la verità. Ma quello che non ha l'amore, amore mio. Sei dentro l'anima, tu fossi musica, se il sole fosse dentro te, se fossi veramente dentro l'anima mia, allora sì che udire potrei il mare calmo della nel mio silenzio il mare calmo della sera. Bravo, bravo, bravo Salvatore. Insomma, sai, e poi sapere che ha solo 14 anni, insomma, ci fa veramente ben sperare. È solo all'inizio. Continua a studiare, Salvatore, credo che sei sulla buona strada. E ritorniamo ai nostri amici dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Insomma, dicevamo che, lo diceva prima anche Pietro, insomma, da 22 anni a questa parte qualcosa è cambiato anche nella legge, insomma. Il microfono sempre, scusa. A livello nazionale siamo riusciti a smuovere con grosse manifestazioni a Roma, davanti al Parlamento, davanti al Senato, principalmente all'inizio, perché all'inizio eravamo contro anche delle grosse case automobilistiche, vedesi la Fiat. Contro per che cosa? Perché allora, la colpa non era dell'auto? No, perché con statistiche man mano che noi andavamo avanti, perché quando succede un incidente e muore un ragazzo è trasversale la professione dei genitori. Noi abbiamo dall'avvocato al giudice, all'impiegato, all'operaio. Uno dei nostri promotori allora è stato l'avvocato Saladini di Ascoli Piceno, che tra l'altro a Roma, causa una buca,
26 anni fa, parlava di buche su Roma, è morta la figlia, pure avvocato, che faceva il tirocinio, aveva 25 anni, un mese prima dell'incidente di mia figlia. Quindi ha avuto più forza, dici tu. Esatto, quindi per il fatto che sia avvocati, sia giudici, sia persone di qualsiasi rango sono stati colpiti duramente e che duramente si trovava con, dalla casa automobilistica ad esempio, all'elettrauto, al gommista, dove tutti si facevano i cavoli propri, tutti pensavano a fare soldi, soldi, soldi e i nostri figli morivano. In più c'era l'alcol all'inizio, che c'era anche allora l'alcol, c'era la droga, eccetera, eccetera. E uno rimaneva colpito all'inizio della novità, della pagina sul giornale, chi leggeva il giornale o della poi Rai, tutto ritornava nel dimenticatoio. TV, e poi tutto passava nel dimenticatoio. A prescindere anche, perché c'è sempre una causa, e nella causa c'è sempre un errore dell'uomo. I processi. Il processo di mia figlia di primo grado è in appello a Bologna e poi in Cassazione, che noi abbiamo rifiutato, ma ci voleva andare l'amica di mia figlia che portava la macchina, e duravano 10 anni, 15 anni. In più c'erano le assicurazioni come avvoltoio. Quando c'era un incidente, l'assicurazione subito cerca di far firmare i genitori increduli, gli eredi, metti una firma, ti do quello che ti devo dare. Un esempio banalissimo: 20 anni fa, 18 anni fa, a Canicattì, dove io abito, io non sono di Canicattì ma abito a Canicattì, due ragazzi con motorino sono morti spinti da una macchina in un palo della luce con motorino. Allora, prima di 20 anni fa, però il processo è stato fatto dopo, e per i familiari hanno dato 50 milioni, c'era la lira per un ragazzo e 50 milioni per l'altro ragazzo. Noi abbiamo, io cosa ho notato? Ho notato, informandomi con le assicurazioni a livello nazionale, che la stessa assicurazione, con la stessa causalità dell'incidente, a Milano a un ragazzo, alla famiglia di un ragazzo che è morto, hanno dato 200 milioni. A Canicattì invece la stessa assicurazione ha dato 50 milioni e 50 milioni, perché l'avvocato aveva interesse a far firmare i familiari e quindi di stringere i tempi. Ora il problema, io ho fatto questo esempio, a noi, al familiare che perde la figlia e il figlio non interessano i soldi, però che sul sangue dei figli, anche quando hai ragione, te l'ammazzano, ci devono mangiare, ci devono speculare, certo, le assicurazioni, le forme politiche, le macchine, e poi noi abbiamo anche le prove. Ad esempio nel 2002, facendo delle statistiche fra di noi e quindi informandoci anche con l'Istat, e con l'Istat e con l'Istituto Superiore della Sanità a Roma, abbiamo avuto subito un'apertura fortissima di alcuni dirigenti medici, di cui molti io li ho portati 15 anni fa, 18 anni fa, in manifestazione ad Agrigento. Cosa abbiamo notato? È la prima a livello mondiale che faceva dei testi sulla testa, sulle cause dell'incidenza, già 35 anni fa è stata la Volvo. Quindi tu dici che purtroppo queste vostre disgrazie hanno contribuito anche a migliorare dal punto di vista... Non solo a migliorare, ma anche le leggi, le stesse leggi al Parlamento, sul omicidio stradale, le leggi sulla pena da fare, sulla responsabilità e sul recupero e sulla prevenzione. Certo. È frutto del vostro... Lì abbiamo proposte noi. Volevo coinvolgere anche contro i deputati e contro i senatori. Anche Carmelina Nobile, naturalmente. Come diceva anche Pietro, cioè per voi non è il discorso di ricevere dall'assicurazione 50 piuttosto che 100. Innanzitutto un discorso di giustizia, ma poi anche e soprattutto di evitare che
che queste stragi possono continuare. Carmelina. Diciamo che principalmente è un discorso di giustizia, esattamente, perché non c'è prezzo che possa corrispondere a quell'amore perduto nella maniera fisica, il non contatto più col proprio figlio, il non sentire la voce del proprio figlio, gli sguardi, il tutto. Perché un figlio è tutto, per una madre, per un genitore e per un padre. Però c'è stata una svolta veramente epocale, dicevamo che non è più un incidente stradale ma è un omicidio stradale. E questo diciamo, sì. è stato un Quello punto fondamentale. è un traguardo raggiunto anche da parte dell'associazione Vittime Familiari della Strada, perché ha contribuito molto nella realizzazione e nell'approvazione di questa legge. Diciamo che è un traguardo, però lascia un pochettino poi il compito di definire e di attuare questa legge nella maniera corretta come dovrebbe essere, lo lascia la legge, quindi ai giudici, che purtroppo non tutti a questo punto, a questo livello possono magari interpretare la legge e le cause nella certo, maniera però, come corretta. dicevi tu, il fatto importante è che adesso la legge dice fermamente che anche quello è una tipologia di omicidio, Sì, deve perché essere trattato in quel modo. Sì, perché quando c'è un morto si parla di omicidio, non si parla di altro. Quindi la definizione deve essere data per quello che merita quell'atto. Il vostro impegno nel parlare di queste cose sicuramente, come diceva anche Pietro, ha contribuito a migliorare e forse anche conoscendo anche a far diminuire le stragi e le morti? Certo, perché lo scopo principale dell'associazione è quello di fermare le stragi stradali. È quello che è appunto anche il dolore stesso di noi che ne facciamo parte, perché siamo la maggior parte genitori, parenti e amici di gente che ha perso appunto, che è morto sulle strade, e quindi il nostro impegno è quello di evitare che altre persone, proprio passando dal dolore alla forza, che è quella della solidarietà, di cercare di evitare, di mettere uno stop a queste mattanze, a questi incidenti. Leggo nella vostra... Prego. Per questo che chiediamo la collaborazione delle istituzioni, da parte appunto degli enti locali, che siano anche nazionali, perché lì le buche ci sono ovunque, ci sono certo. ad Agrigento come ci sono in tutta Italia. Leggo nella vostra brochure, mi riferisco a Pietro Benenati, appunto è urgente un'informazione e una formazione. Esatto. E che non può essere solo destinata e relegata alla scuola, ci deve essere un concorso di tutti. Allora, noi siamo stati la prima associazione nazionale e sia anche a livello europeo, perché noi oltre a fortificare l'associazione nazionale italiana abbiamo creato in altri stati, vedesi la Grecia, la Romania, il Portogallo, la Spagna, la Danimarca, abbiamo creato l'associazione in ogni Stato. Siete stati da apripista allora? Apripista tramite un signore svizzero che ha perso pure una figlia un anno prima della mia, che ora è morto, e che lui ha creato la fondazione, la FEURU, la Federazione Europea delle Macchine e quindi degli incidenti. Noi siamo stati tra i primi a livello, anche per la vicinanza con la Svizzera, con la vicinanza che questa persona lavorava in Italia. Ma cosa io volevo dire? Che per arrivare in questi 20 anni, in queste situazioni, quello che ho passato io e che hanno passato i primi, voi non avete neanche idea. Cioè, noi per Capodanno, per Natale, ci legavamo davanti a Quirinale con le catene, principalmente quelli che avevano perso i figli nell'ultimo mese di dicembre. Un'azione eclatante sì, di sensibilizzazione. Ci legavamo con le catene, in piazza del Quirinale non si poteva usare qualsiasi forma di ribellione.
Non si poteva manifestare, insomma. Ci prendevano, tutto è così, ci prendevano di peso carabinieri e polizia, ci portavano in caserma e ci offrivano il caffè e poi dopo, 1 ora, 2 ore, noi eravamo di nuovo là. Tra l'altro, fra le tante cose, quando c'era Napolitano presidente, la moglie di Napolitano è stata travolta sulle scisce pedonali davanti al Quirinale e se gli è finita bene la moglie del presidente. A che a livello nazionale noi abbiamo organizzato, man mano che i deputati e i senatori prendevano atto della nostra presenza del territorio, certo. abbiamo organizzato con i vari ministeri della giustizia, perché a noi principalmente interessa la giustizia e la rabbia. Parliamoci chiaro, la rabbia che avevo io e che avevano i padri e le madri davanti ai contenitori eccetera, dove non mi vergogno a dirlo. Sì, prendevamo patate, pomodori, li tiravamo in testa. La 640 se l'hanno fatta per merito mio e di quelli dell'associazione. Avete dato il vostro contributo? No, diciamo. l'hanno fatta nel 79. Io ho fatto venire al RAI quando c'ero Cucuzza, ospitando la giornalista, facendo vedere tutte le situazioni che esistevano. Era una delle tante strade della morte. Un mese fa mi ha chiamato Rai 1 e sul TG, sul telegiornale nazionale delle 8, la mia brutta faccia è spuntata assieme all'altra mia brutta faccia, un'altra brutta faccia di un nostro responsabile provinciale di Brescia. Quello che lei non sa, che molti non sanno, è che l'unica nota positiva che ha la provincia di Agrigento è quella che l'Unione Europea aveva imposto dal 2010 al 2020 la riduzione degli incidenti mortali. Ebbene, la provincia di Agrigento è stata la prima in assoluto, a un anno prima, ad arrivare al 78%, non al 50%, della riduzione dei morti. La giornalista mi diceva: come mai la strada della morte, che ogni anno produceva questa strada dai 20 ai 25 morti all'anno, e ultimamente l'ACI e l'Istat, facendo tutti i controlli, è una delle strade più virtuose, la provincia di Agrigento è una delle province più virtuose, è la prima. Che cosa è successo? Che cosa è cambiato? Io gliel'ho detto alla giornalista, sono di giornalisti. E diciamolo subito perché abbiamo poco tempo. Sì. Che cosa è cambiato? Che hanno fatto la doppia, ecco, quindi la doppia corsia. Sicuramente le infrastrutture, quindi con la doppia corsia, che sono stato uno dei primi a dire fate la doppia corsia. Le infrastrutture ci aiutano sicuramente. Che chiudiamo tutte nella le sicurezza, entrate, tutte le uscite, eccetera. Bene, grazie di questa anche. Capisco insomma questa foga di Pietro. E poi Carolina Nobile, parleremo di questa iniziativa che avete programmato, insomma, questo chiamiamolo motoraduno, insomma. Sì, se posso aggiungere, poco fa lei faceva un piccolo riferimento alla responsabilità soggettiva degli individui, quindi dell'utente della strada, che deve avere quando si mette sull'autoveicolo, che sia motore che sia auto. E quindi per questo anche l'associazione sta cercando di sensibilizzare i ragazzi che vanno dalle scuole medie alle scuole superiori, facendo appunto dei corsi di formazione in collaborazione con il comune. La conoscenza sta alla base. Scuola elementare eccetera. Noi abbiamo un accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione e abbiamo l'accordo con il Ministero della Giustizia per i corsi di preparazione con la web, con i tribunali. Quindi questi accordi li abbiamo noi a livello nazionale. Cioè, se noi andiamo da un preside e gli diciamo facciamo questa cosa nel 2004 di fare una manifestazione, il preside a noi di non ce lo può dire. Va bene. Educazione stradale nelle scuole nel 2004 è fondamentale. L'abbiamo messa noi per grazie se Pietro. Poi la legge non la applicano. Speriamo che ma io non ci sto a guardare. Va bene. Allora, ritorniamo a conoscere il terziario donna. Dicevamo qui ad Agrigento, insomma, da poco tempo che ha preso piede, però già subito vi state impegnando, soprattutto sul sociale. Antonella Danile. Esatto, e infatti dopodomani, giorno 15 novembre, presso il Polo Universitario di Agrigento, abbiamo invitato 2 importanti relatori, 2 genitori,
papà Gianpietro Ghidini, fondatore della fondazione appunto Ema Pesciolino Rosso. Ema sta per Emanuele. Emanuele era il figlio di papà Gianpietro, il quale in seguito all'assunzione di una sola volta, e ribadisco una sola volta, durante una festa, di droga, precisamente di LSD, perde la vita perché in preda alle allucinazioni si butta nel fiume Gavardo, che era in piena, quindi muore annegato. Il papà viene a sapere di questo evento solo nella notte del 23-24 novembre del 2013, all'età di soli 16 anni. Questo ragazzo perde la vita. Da qui la possibilità di impazzire, come penso che sia normale o comprensibile per un genitore, la perdita di un figlio, cioè qui i signori possono, loro sanno, questa cosa ci sono passati per un altro motivo, ma la perdita di un figlio penso che sia una cosa indescrivibile. Da qui la possibilità di impazzire, però lui invece decide di farsi forza e di sopravvivere a questo dolore, affrontandolo di petto e creando questa fondazione volta, cioè che ha lo scopo di incontrare più ragazzi possibili e più genitori possibili a livello italiano, per portare la sua testimonianza, la sua esperienza, per condividere la sua tragedia, ma non si piange addosso. Papà Gianpietro parla col cuore in mano ai ragazzi, perché ogni qualvolta parla ai ragazzi parla a Emanuele, a suo figlio, lo rivede in ciascuno di loro e cerca di fare quello che non è riuscito a fare col proprio figlio, salvarlo, per cui li sensibilizza con una dolcezza e un metodo di comunicazione pazzesco che arriva dritto al cuore. La stessa cosa fa Carolina Bocca, invece una mamma, sembra un'imprenditrice milanese, la quale invece riesce a salvare il figlio tredicenne da una tossicodipendenza che dura per ben 7 anni, però lo porta in una clinica, quindi lo fa ricoverare lì in un istituto, quindi dove viene seguito, e dopo 7 anni di calvario riesce a salvarlo. Anche lei porta avanti questa, diciamo, in giro per l'Italia questa testimonianza, perché sa che è l'unica cosa che forse può salvare qualcuno, come lei è riuscita a salvare il proprio figlio, e cercando di sensibilizzare il più possibile genitori e figli. Loro hanno fatto più di 1500, papà Gianpietro specialmente, più di 1500 incontri in tutta Italia, ma gli incontri li fa non solo negli istituti scolastici, negli oratori, ovunque ci siano ragazzi o genitori che hanno voglia di ascoltarlo. Lui dice che ogni qualvolta lui abbraccerà un ragazzo e salverà un ragazzo, avrà salvato suo figlio. Certo, anche perché, come dicevamo, anche per il discorso delle vittime della strada, la conoscenza, cioè l'essere veramente consapevoli di quello che è, aiuta a non sbagliare, aiuta a non farlo, comunque assolutamente. ci prova, ecco. Sì, questo senza dubbio, ci si prova, è doveroso provare, però quello che le posso dire io dalle esperienze che ho acquisito anche in questi ultimi giorni, perché io ho letto tanto, avevo letto già il libro di papà Gianpietro, il primo libro, Lasciami volare papà, e il secondo che era tutto perfetto, e il libro di Carolina Bocca, quindi Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio e Senza pelle. Leggendo i libri e parlando con tanta gente ci si rende conto che è molto più difficile di quanto sembri, perché molto spesso pensiamo che la droga, l'alcol o quant'altro non ci appartenga, o appartenga solo a un ceto sociale, appartenga solo a coloro i quali non attenzionano abbastanza ai figli, e invece vi posso dire dalle esperienze che ho vissuto tramite, dico anche, aggiungo fortunatamente, grazie a loro, ascoltando loro, perché io ho ascoltato la loro testimonianza, che nessuno è esente. Qualcuno un po' storce il naso, perché molti dicono che mio figlio, c'è questa, tra l'altro questa brutta, dico io, abitudine da genitore, dire ma chi mio figlio, come se fosse un'offesa. Bene, io i tindi sono sempre lanci, sì, diciamo, ma il per tutto dirla questo, così proprio. il mio non è una critica, vuole essere invece un invito, perché veramente è una riflessione, nessuno è esente, per cui partecipare a questa esperienza, perché di quello si tratta, un'esperienza che lascia il segno. Per i ragazzi, per i genitori è veramente doveroso. Mi preme ricordare che la mattina, quindi venerdì 15 alle 9 presso il Polo Universitario e l'Auditorium, l'incontro con Carolina Bocca e papà Gianpietro è rivolto ai ragazzi, quindi degli istituti superiori che abbiamo invitato.
Purtroppo qualcuno non ha voluto partecipare o non ha potuto, voglio sperare che non abbia potuto. Può essere l'unanimità, insomma. Esatto, ma stiamo non ha vedendo la importanza. locandina Esatto, quello che mi auguro è che coloro i quali non aderiscono adesso abbiano la possibilità di contattare la Fondazione Mapesciolino Rosso, e l'ideale sarebbe anche quello che è il mio scopo, di far capire ai dirigenti, che tra l'altro sono estremamente sensibili, dirigenti scolastici, di portarlo presso le loro scuole e dare la possibilità a tutti gli alunni di ciascuna scuola ascoltare questi relatori, che è veramente importante. Certo, perché la loro esperienza può essere veramente di aiuto. Assolutamente, loro hanno già salvato tantissimi ragazzi, così come il pomeriggio il mio invito è proprio ai genitori, ai formatori, agli educatori, a tutti coloro i quali hanno a cuore i propri figli, e quindi io dico tutti, perché nessuno chiaramente è escluso, di accogliere questo invito, e venerdì pomeriggio alle 18 di venire presso il polo universitario ad ascoltare e a confrontarsi con questi due relatori. Chiaramente l'invito è rivolto, quando parlo di genitori non faccio distinzione tra genitori con figli più o meno che hanno situazioni più o meno difficili e ragazzi che non ce li hanno o che noi pensiamo che non l'abbiano, perché la certezza, la comunicazione adesso con i figli è molto più difficile e riescono a nascondere bene, anche perché ricordiamo, e questo l'ho imparato dalla testimonianza di un ragazzo, ha detto è molto difficile dire a un genitore, confessare di fare uso di droga o di alcol e quant'altro, è veramente molto difficile. Io ho avuto modo, veramente la fortuna di qualche giorno fa di incontrare alcuni ragazzi dei licei, degli istituti superiori con i quali mi sono confrontata, meravigliosi, abbiamo affrontato questo problema e davvero mi hanno spiazzato, perché quando parlavamo in genere abbiamo accennato, perché poi questo spetta a papà Giampietro e a Carolina Bocca parlare della loro esperienza, quindi chi meglio di loro, però quando da mamma io ho fatto loro questa domanda, ho detto ragazzi, ma toglietemi una curiosità, perché ricorrere a queste cose? Anche la cannabis, cioè, droga leggera, quella che non fa paura purtroppo a nessuno. Ma sapete, loro hanno risposto molto sinceramente, e con quello ci sentiamo un po' più forti, più coraggiosi, e allora quello lì mi ha fatto riflettere, ho detto caspita, c'è veramente tanto lavoro da fare, quindi quello che noi genitori possiamo fare è ascoltarli ancora di più se non lo abbiamo già fatto, e comunque sensibilizzare i ragazzi, farli partecipare e forse trovare anche la chiave giusta per la chiave giusta. Sa come si può trovare la chiave giusta? Io non perché lo dica io, non ho le competenze per farlo, però documentandomi e confrontandomi anche con psicologi e con loro stessi, perché ho invitato anche i psicologi del CERT, formatori con i quali hanno a che fare con questa gente, loro stessi mi dicono non è facile, cioè non è per nulla facile, però è necessario che si faccia fronte comune, figli, genitori, istituzioni, le scuole, anche le scuole devono dare qualcosa in più, così come sono stata piacevolmente sorpresa, e tengo a dirlo, perché ho avuto modo di parlare con il colonnello dei Carabinieri, il dottore Giovanni Pellegrino, e con il vicequestore, il dottore Minardi della Polizia, i quali sono stati estremamente disponibili. Probabilmente loro mi hanno promesso che parteciperanno per portare un piccolo messaggio, ma soprattutto anche una testimonianza, ma soprattutto per dire noi ci siamo. E la cosa bella è che hanno un approccio con i ragazzi, l'approccio giusto, non bastone e neanche carotto, quella via di mezzo che li avvicina e non li allontana da loro. Bene. Allora l'appuntamento sia per i giovani che per i genitori, e sicuramente c'è qualcosa da imparare da questa grande esperienza di questi due genitori. E a proposito di appuntamenti, Presidente Rosario, anche tu hai un qualcosa da comunicare legato alla terra, e quando parliamo di terra, chissà perché sento sempre un po' di fascino. L'odore della terra. L'odore della terra, ma già la terra in sé per sé, la terra è madre, è la madre di tutti. Sì, il 7 dicembre, hai fatto bene a ricordarlo, il 7 dicembre la Confagricoltura Agrigento organizza un convegno dal titolo Noi la terra, noi l'impresa, proprio a significare il legame dell'imprenditoria, della nostra imprenditoria al terreno, alle aziende agricole, al valore economico e al valore sociale che poi l'agricoltura dà. Tantissimi sono gli occupati in provincia di Agrigento,
si fanno centinaia e centinaia di mila giornate lavorative grazie all'agricoltura, uno degli indotti più importanti che abbiamo nel nostro territorio assieme al turismo, ma dico sempre io, l'ho detto più volte anche in questi studi, quando mi invitate, ma quando ho il tempo di venire, quindi dico la colpa è anche mia, ritornando alla battuta iniziale, è quello che sappiamo fare. Turismo e agricoltura dovrebbero camminare assieme, dobbiamo sforzarci di fare ammirare le nostre bellezze nel nostro contesto, facendo assaggiare e veicolare le nostre eccellenti produzioni. E quindi giorno 7 abbiamo questo convegno a Casale Bosco, quindi non molto distante da qua, dove verranno coinvolti dei professori universitari, dei dirigenti sindacali a livello nazionale, verrà il Presidente nazionale di Confagricoltura. Abbiamo invitato la politica, noi facciamo politica sindacale, non facciamo politica, ma ci vogliamo interloquire costruttivamente con la politica, con la burocrazia. Ci sarà il direttore generale dell'assessorato dell'agricoltura, il dottore Caltabellotta, nominato da qualche mese. Ecco, ci saranno gli imprenditori agricoli che avranno voce, parleranno, racconteranno delle loro esperienze, della loro innovazione, della scommessa in agricoltura. Ebbene, e parlavamo anche di questo appuntamento preparato dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Carmelina Nobile, cos'è? Un motoraduno silenzioso? Ho avuto modo di leggere? Sì. Allora, per specificarlo, il microfono. La terza domenica di novembre, da un 20 anni a questa parte, non la indice l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, è la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, organizzata dall'ONU. Allora, in questa giornata... Avevo chiesto a Carmelina e stai rispondendo tu? Sì, no, perché no. Perché no? Allora, per l'organizzazione è una cosa, sì, motoraduno eccetera. La giornata mondiale è un'altra cosa. Quindi, nella giornata mondiale in memoria delle vittime della strada ci fanno varie iniziative. Tra i quali il motoraduno. Allora, la signora Carmelina ha messo il motoraduno. È una delle cose. No, scusate Pietro. Allora, principalmente ci sarà una messa, che è quella più importante. Ma in tutte le chiese la messa. Sì, ma stiamo parlando di questa, Pietro, stiamo parlando in tutto il mondo. Prego. Ad Agrigento, sì, nella chiesa di San Gregorio, la chiesa di Donnino Gulli, faremo la Santa Messa che sarà celebrata alle 11:30, quindi a Cannatello, Villaggio Mosè. Che poi prima ci sia il motoraduno, questo è da contorno, appunto da contorno alla giornata, perché proprio chi meglio dei motociclisti che hanno collaborato con me per la realizzazione di questo motoraduno, e molto spesso sono le vittime, diciamo, più, esatto, chi più meglio esposte, di loro, ecco, che sono sempre sulla strada, e aggiungo coloro i quali lo fanno per mestiere, a parte loro che sono sempre sulla strada con i loro automezzi per portare il pane a casa. Certo. Chi meglio di loro può sapere come è la situazione strutturale delle nostre strade? Quindi ho pensato di appunto fare da contorno alla giornata con un motoraduno. Questo motoraduno è chiamato Motoraduno degli Angeli ed è il primo, ce ne saranno spero altri. Hanno collaborato con me i gruppi di Agrigento che sono il Vespa Club Agrigento, Vespa Club Porto Empedocle, il Fan Bike, il Gladiatores e il T-Max Club Agrigento. Quindi naturalmente approfittare di questa grandissima passione che è proprio la moto, per ricordare la giornata, come diceva Pietro Benenati, ma anche perché loro... È una giornata indicata a livello mondiale dall'ONU. Perché io aggiungo una cosa che è molto importante. Sì. Lo sapete voi che ogni anno nel mondo, sulla Terra, muoiono 1.750.000 persone? Non sono dati miei, sono dati dell'ONU. Sì. A causa di incidenti stradali. E proprio per questo bisogna sensibilizzare. Allora, è una giornata mondiale. In questa giornata mondiale noi dell'associazione ricordiamo, ma non perché la giornata, noi in questa giornata ricordiamo giornata in memoria delle vittime della strada. Visto il discorso del ricordo, visto che fanno la giornata del pappagallo, la giornata del nonnino,
la giornata Certo. della Raffanella. E questa è una cosa molto noi più non ci importante. mettiamo allo stesso livello della giornata. L'ONU ha indetto questa giornata mondiale da più di 20 anni, prima che facessero tutte queste L'abbiamo detto, Pietro, Dove si l'abbiamo rimane? detto. L'ha indetto per un discorso di prevenzione. E Tu di prevenzione e di comunicazione. Allora, Diciamo il che più discorso- che altro è il ricordo e la memoria di tutte quelle persone, quelle vittime che hanno lasciato appunto la loro vita su quegli asfalti, quegli asfalti che noi genitori siamo costretti a portare dei fiori in quegli asfalti dove invece i fiori dovrebbero nascere naturalmente. Questa è l'importanza della giornata delle Sono vittime della strada. troppe tante le lapidi disseminate Sono lungo troppe, le strade. troppe. Veramente. Io personalmente non ho voluto fare una lapide dove mio figlio Giuseppe Di Stefano nel tratto stradale della 640 Valdalusa Agrigento ha perso la sua vita. Io non passo più da quella strada, non ci riesco. L'hai cancellata. Quindi, però c'è gente che il loro ricordo preferiscono Certo, farlo a anche volte in sì. questo modo. Quindi dico, Ognuno lo vive, insomma, la giornata del personalmente, ricordo come- è una cosa importante, come la commemorazione dei defunti, però in un settore specialistico, diciamo. Mannaggia, è passato quasi più di un'ora, non me ne sono proprio accorto. Ti devo dare 5 minuti, 5 secondi, scusi, 5 minuti, no? Non ti preoccupare. Il tempo era volato. No, Non ti perché preoccupare. l'associazione Nino Martoglio e Aristotele Cuffaro vuol dire anche compagnia teatrale, Aristotele, non lo Sì, dobbiamo sì, dimenticarlo, abbiamo- insomma, anche perché il dialetto grottese io ce l'ho, mi risuona, insomma, nelle orecchie, mi piace, ecco, mi piace. La compagnia teatrale Nino Martoglio è specializzata nel teatro popolare, che non vuol dire teatro di serie B, attenzione, no, perché solitamente si vuole fare della Non è che per distinzione forza dobbiamo tra, avere tra tragedie, il cosiddetto drammaturghi, teatro eccetera. impegnato e il teatro popolare. Ricordo a tutti che la famiglia De Filippo è stata la massima espressione del Novecento del teatro popolare italiano, un teatro dialettale, prettamente napoletano, e noi diciamo che portiamo avanti con orgoglio il dialetto nostro, non la lingua siciliana, ma il dialetto, perché bisogna fare anche una profonda differenza tra la lingua siciliana e il dialetto. Poi lì c'è tutto uno studio accademico sull'evoluzione dialettale, sulla morte del dialetto e così via. Io sostengo invece quelli accademici che proseguono l'evoluzione dialettale e non la morte del dialetto. Insomma, lo scopo della compagnia è anche quello, tant'è vero che con C'è qualcosa di prossima attuazione? Sì, noi veniamo dal Belgio, giriamo le comunità siciliane che sono presenti in lungo e largo del territorio europeo e anche mondiale. Saremo a Manhattan pure dopo dicembre, esattamente. A Brooklyn, Anche a Brooklyn. Saremo a Manhattan. Ovviamente operiamo anche al Teatro della Posta Vecchia, al Teatro Pirandello, giriamo in lungo e largo la nostra regione, soprattutto le piazze della Sicilia. Cavallo di battaglia? Allora, il cavallo di battaglia è Il segreto del principe di Casadoro. Abbiamo fatto la stagione estiva, continueremo a portarlo nei teatri al chiuso quest'inverno, però volevo ricordarti pure che con la compagnia teatrale del Teatro della Posta Vecchia riproporremo Giufà e lo riproporremo anche al Teatro Pirandello il 9 e il 10 del mese di gennaio. Quindi oltre ad avere la mia compagnia faccio parte di altre compagnie come attore protagonista e interpreteremo Giufà sperando di... Siamo arrivati alla 60ª replica, mi pare, quindi continueremo. Che piace, vuol dire sì, che piace. continueremo. Spero che Piero mi scusi, insomma, se sto sforando qualche minuto, ma come avete avuto modo di sentire e di vedere, insomma, abbiamo trattato argomenti veramente interessanti. E allora, mentre i nostri ospiti si preparano per il saluto, alla fine vi darò 5 secondi per salutare, ma non per dire solo grazie e arrivederci. Voglio, non lo so, una battuta, una riflessione, una citazione, insomma, un qualcosa che possa naturalmente caratterizzare anche il fatto perché voi siete qui, e il tutto deve essere positivo, perché noi non abbiamo il bicchiere, Presidente, però è mezzo pieno tendente al rialzo. Mentre voi ci pensate, ancora il microfono a Salvatore Riggio, ringraziando sempre l'Iamenio e l'Accademia Palladium di questa nostra collaborazione.
Cosa ci proponi adesso, Salvatore? La voce del silenzio. La voce del silenzio. E il tuo percorso musicale continua, naturalmente. Mi raccomando. Sì. Anche tu, mentre canti, pensa al saluto che mi devi fare, va bene? Ok, centro studio allora per Salvatore Riggio, la sua eccezionale voce, la voce del silenzio. Stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E torna in vive tante cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca sai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Sta riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Che non avevi perso. Un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Tu non avevi perso mai. Tu non avevi perso. Tu non avevi perso
Bravo Salvatore Riggio. E iniziamo proprio da Salvatore per questi saluti e per dirgli grazie della presenza e della partecipazione a Target. Salvatore, il tuo saluto. Grazie mille soprattutto a voi per avermi dato la possibilità di esprimermi qua a Target. Grazie mille a tutti. Grazie della presenza e della partecipazione a Pietro Benenati, Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Mi sembra ovvio nominare se ad Agrigento in 15 anni abbiamo ottenuto certi risultati sia a livello regionale che nazionale. Gli ultimi dirigenti della polizia stradale che vengono con noi nelle scuole, anzi a noi ci chiamano loro per testimoniare nelle scuole, i questori, gli ultimi 2 questori, il prefetto e il comando dei carabinieri, perché loro, ripeto, li ringraziamo noi dell'associazione perché da sempre sono al servizio della comunità per la prevenzione e con capacità professionale. Grazie anche a Carmelina Nobile per il suo impegno nell'associazione. Grazie a voi Target della possibilità che avete dato a noi per parlare della nostra associazione, di quello che essa fa. Volevo prendere spunto dall'ultima canzone cantata dal ragazzo, diceva La voce del silenzio. Vorrei tanto che tutti sentissimo dentro questa voce del silenzio, perché fa più rumore un silenzio a volte che tante grida. Grazie a Rosario Marchese Ragona, il presidente di Confagricoltura Agrigento. Grazie a voi, vi aspetto, ci vediamo il giorno 7 dicembre per brindare con un calice mezzo pieno di vino offerto dalle nostre aziende agricole del territorio per un futuro migliore, un futuro fertile e per un buon 2020. Grazie a Antonella Danile, il buon lavoro nel suo impegno come presidente del terziario donna di Confcommercio. Grazie Target, rinnovo di nuovo l'invito a venire venerdì alle 18 presso il Polo Universitario e dico a tutti i genitori e coloro i quali avranno il piacere di partecipare, non mancate perché è un regalo per noi stessi e soprattutto per i nostri figli. Grazie a Aristotele Cuffaro e all'associazione Nino Martoglio. Io invece vi aspetto il giorno 22, 29 e 6 dicembre per la visione dei film per la rassegna cinematografica dedicata a Beppe Cino. Poi hai detto di dire una frase, la posso dire? Come? È un'ora che aspetto. Se un pensiero non ve passa, arrive che te passa. Grazie della vostra presenza e partecipazione. Grazie. E soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.